giudice. Ok, partite velocissime come le schegge. Allora, queste nostre ragazze che stanno sostenendo la prova dei 300, c'è la bella competizione, la bella gara agguerrita che vede un bel distacco dall'atleta che presumo taglierà per prima il traguardo, a seguire un nutrito gruppo di ragazze che sono pronte a tagliare il traguardo. Vediamo quale sarà la nostra atleta a farlo per prima. Non riesco ancora a vedere il numero del pettorale, magari. Ecco, Gentilini Alessia, lei sapeva che doveva essere premiata, è arrivata prima a tagliare il traguardo, seguita da Piccoli Gloria e naturalmente da Segnana Martina. Allora, quando hai un attimo al lancio del peso, nella pedana in fondo, quindi è un susseguirsi di eventi nell'eventi, andiamo a vedere, c'è lo start di partenza per i 300 piani delle ragazze, e seguo un secondo la partenza dei 300 piani e poi mi avvicino in zona podio per riuscire a premiare una folto e gruppo di atleti. Allora andiamo a vedere, intanto procedono molto veloci, un bel gruppo, c'è un bel distacco tra queste ragazze che si stanno veramente dando del filo da torcere, a un susseguirsi, ma guardate che bella falcata che ha la prima, procede molto spedita, ma il cerchio si stringe sempre più e vediamo chi è a tagliare il traguardo per primo. Forza, forza, forza che ci siete ormai! Eccola qua, l'atleta Piazzola Vanessa, seguita da Bertoldi Margherita, e il terzo posto non ho visto chi l'ha preso perché mi sono distratta a leggere il nominativo. Vado.